per me non possono esistere bambini con differenti diversi uno dall'altro, per cui ripeto, abbiamo fatto 32-33 casi nel 2017, sempre abbiamo mandato in procura tutti gli atti, per cui hanno chiesto gli atti, giustamente, gli abbiamo dati, ma io non faccio un questione di logica politica, io penso sia giusto quello che faccio, penso sia, a me interessa non siano differenziazioni tra i bimbi. Sergio Giordani tira dritto e continuerà a registrare i figli delle coppie formate da due mamme. Lo spettro dell'annullamento dell'atto anagrafico pesa come un'incudine sul futuro di 33 famiglie arcobaleno dopo che la procura di Padova ha chiesto al comune gli atti delle iscrizioni all'anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali per sottoporli alla valutazione del tribunale. La preoccupazione tra le famiglie è grande. La sentenza delle sezioni unite della Cassazione non riguarda le coppie delle mamme che hanno registrato il proprio bambino nato a Padova, ma riguarda rigorosamente le coppie di due padri che sono ricorsi alla gestazione per altri nei paesi terzi, quindi hanno un certificato di nascita rilasciato regolarmente all'estero. A Padova, per quanto ne so, non è mai successo. Quindi questo lo riteniamo un atto di intimidazione politica da parte della Procura che non ha nessuna base giuridica e che mina la protezione e la sicurezza dei bambini. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, però ribadisce che lui ha sempre agito per tutelare i diritti dei bambini. Io credo solo che la politica faccia chiarezza. Ma no, non voglio sfidare nessuno, io continuo, come ho detto nel passato, a iscrivere le nascite di bambini e bambine di coppie di due mamme. Dal 2017 ad oggi sono 33 i bambini e le bambine figli di due mamme che il sindaco Giordani ha iscritto firmando di persona gli atti di nascita. Il primo cittadino padovano torna a chiedere al Parlamento di agire con urgenza oltre ogni ideologia. Ora il Tribunale potrebbe arrivare a decidere nella nullità, un'iniziativa, quella della Procura, che ha nuovamente sollevato la polemica perché dopo Milano il caso Padova costringe la politica ad interrogarsi sul vuoto normativo che riguarda i figli delle coppie arcobaleno. Sul caso Padova è intervenuta anche la consigliera regionale Vanessa Camani, che chiede alla Regione di sostenere i sindaci nella tutela dei diritti dei bambini di coppie omogenitoriali iscrivendoli alle anagrafi comunali.